Mister Carmine Parlato, è un derby amarissimo. Cos'è successo? Che lettura dai tu della gara del Challenge Muzzane? Ma così al volo mi viene da dire che la partita l'hai persa negli ultimi 10 minuti del primo tempo, dove avevamo perso le distanze, dove abbiamo fatto un po' di confusione e alla fine il gol ce lo siamo fatti anche da soli. E i secondi 45 minuti, anche con i cambi, non abbiamo avuto, secondo me, quella continuazione che avevamo nella prima mezz'ora del primo tempo e abbiamo fatto in modo un pochettino di sfilacciarsi. Non è stata una partita, secondo me, impostata per come l'avevamo preparata. Ripeto, credo che la partita si è persa negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Questa è una cosa che devo capire prima possibile, perché assolutamente non possiamo andare a buttare via un mese e mezzo, 2 mesi di lavoro per delle cavolate che poi dopo si fanno in campo. Quindi mi assumo la responsabilità, faccio in modo di capire che in questo caso la responsabilità è del sottoscritto e me ne dispiace per quello che è il nostro percorso. Avevo chiesto continuità, non c'è stata, ma i ragazzi dovranno ovviamente con più lucidità e a mente fredda spiegarmi quello che è successo, perché non è possibile che una squadra giochi a calcio per 35 minuti e poi dopo a un certo punto si spegne e diventa dopo ininfluente parlare della parte successiva. Dispiace, ma sono cose che purtroppo succedono, ma non devono capitare. Mister, al netto però di quanto ci hai spiegato, anche gli episodi non hanno girato a favore, perché il colpo di testa di Bussi a colpo sicuro, poi la traversa 30 secondi prima del 4-2. Diciamo che la fortuna ha un po' voltato le spalle. Simone, la fortuna te la devi andare a cercare. Io guardo in questo caso, io credo che la partita noi l'abbiamo persa negli ultimi 10 minuti del primo tempo, poi il resto sono tutte cose che se ci attacchiamo ai se, ai ma, niente. Abbiamo perso, lavoriamo di più, cerchiamo di capire cosa è successo all'interno della partita e tutti quanti noi cerchiamo di capire che il percorso da fare non è questo, assolutamente.